In un clima di famiglia si è aperta la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle comunità dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino, 7 parrocchie radunate per accogliere il pastore della diocesi. Nella liturgia della parola il vescovo ha sottolineato lo scopo della visita pastorale. Cercare insieme le strade per essere comunità cristiana che obbedisce al suo Signore e desidera vivere più intensamente la propria vita di fede, di speranza, di carità. Tutti gli incontri che farò e ai quali parteciperete vogliono essere questo. Oggi cosa ci chiede il Signore? Il programma è ricco e articolato. In questi prossimi giorni il Vescovo sarà un po' nelle diverse parrocchie ogni giorno, celebrerà la messa feriale e nel pomeriggio chi ha piacere, desiderio così di un colloquio, di un incontro con lui, basta che lo segnali ai parroci e organizziamo. 2 gli appuntamenti che esulano dal contesto strettamente ecclesiale. Venerdì 29 marzo alle 21 al Cinema Centrale un dibattito aperto a tutti sul senso della fede oggi nella comunità. Domenica 31 marzo alle 15 l'incontro con il mondo del lavoro e gli operatori turistici. Ci mettono anche un po' curiosità perché desideriamo incontrare davvero più possibile tutti, ma nel senso che chiunque si possa sentire davvero a casa sua, ecco, in quei momenti. Il chiamato è il battezzato, in quanto battezzato tutti siamo chiamati, quindi tutti si devono sentire coinvolti. Il primo coinvolgimento è il dono della preghiera che ciascuno di noi può vivere singolarmente o anche all'interno della comunità, quindi quel noi rientra dentro la comunità, quindi tutti siamo coinvolti a partecipare al cammino della visita pastorale. Alla liturgia della parola è seguito un momento di festa nei locali parrocchiali. Ci accostiamo con lo spirito di famiglia. Vorrei sottolineare proprio quello che ha detto il Vescovo questa sera a noi, dicendo che è proprio questo lo spirito giusto. Ci siamo preparati così, sia per i canti e per tutto il resto. Allora io spero che insomma si possa uscire, si possa concludere questa visita pastorale con ancora più voglia di tirarsi sulle maniche, e sia i giovani sia anche i meno giovani. E direi che insomma abbiamo cominciato bene, secondo me.